Venerdì 17 dicembre 2021, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Corriere delle Alpi. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. La notizia in primo piano riguarda la campagna vaccinale riferita ai bambini. Questo è il titolo: Baby vaccino, buon debutto. In 50 al Palaskating di Sedico per la prima giornata dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni. La pediatra Dadalt non ha dubbi, è il regalo di Natale più bello che si possa fare ai nostri figli. Accompagnati dai genitori, i piccoli hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Ora la campagna prosegue anche nei vari ambulatori. L'obiettivo è raggiungere almeno il 40% della popolazione, dice il pediatra Giampaolo Risdonne, soddisfatto dopo la prima giornata della nuova campagna. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per debellare un virus. L'approfondimento lo troveremo da pagina 2 a pagina 3. Comparto di sicurezza, una ventina di pompieri non sono ancora immunizzati, obbligo vaccinale anche per le forze dell'ordine. Se polizia e carabinieri sono pressoché coperti, qualche problema lo hanno i vigili del fuoco. Il comandante è partite le prime lettere con l'appello alla vaccinazione. L'approfondimento di Contento a pagina 3. E sempre a proposito di Covid-19, la previsione dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro: anche in Italia ci sarà l'aumento di Omicron, la nuova variante che arriva dal Sudafrica. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, la sentenza targhe estere, la Corte UE boccia le multe ai gelatieri. È in contrasto con il diritto dell'Unione Europea multare l'auto con targa estera di un residente UE. L'approfondimento di Forzina, pagina 16. Rocca Pietore, gli ex allievi e i sindaci per l'addio a Elio Dauru. La Gordino ha detto addio ad Elio Dauru con il commosso ricordo del parroco e del sindaco, suoi ex allievi. E ancora attività chiusa, tipografia Piave, 2 lavoratori dall'avvocato per avere il TFR. 2 lavoratori della tipografia Piave, chiusa l'estate scorsa, fanno causa per avere il saldo del TFR. L'approfondimento a pagina 18. Foto di copertina dedicata allo sport bellunese. Calcio, le società fanno squadra per il sintetico, 5 progetti per coprire tutto il territorio. Sono solo 4 al momento i campi in erba sintetica in provincia. In questa foto vediamo il match della Dolomiti Bellunesi sul perfetto manto verde di Sedico, foto scattata da Paolo Perona. L'obiettivo è avere ampia disposizione anche in campi a disposizione, anche in inverno, dal Cadore alla Gordino, dal capoluogo all'Alpago fino alla Sinistra Piave. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, pagina 2, notizia che riguarda in questo caso il Veneto, tanti contagi pediatrici, il vaccino anti-Covid è il vero regalo di Natale per tutti i bambini. Dadalt rassicura sulla somministrazione del siero tra i 5 e gli 11 anni, aumentano i ricoveri in ospedale, nell'ultima settimana sono stati 7. Troverete anche un grafico che rappresenta appunto l'andamento della vaccinazione di bimbi e le prenotazioni già prenotate nelle varie USL. Diamo uno sguardo in questo caso all'USL numero 1 che riguarda la provincia di Belluno. Attualmente sono 387. A livello regionale le vaccinazioni di bimbi già prenotate sono pari a 24.313. Buona partenza, ed ecco l'approfondimento riferito alla provincia di Belluno. 50 bimbi nel primo giorno delle vaccinazioni, le dosi sono state somministrate nel lab di Sedico Risdonne, l'obiettivo è il 40% dei ragazzini. L'articolo a firma di Gigi Sosso. Il certificato medico, un disegno degli Avengers da colorare. Molti dei primi 50 bambini che ieri mattina hanno fatto il vaccino pediatrico si sono dimostrati coraggiosi come Capitan America. Solo per qualcuno è stata una mattina pesante, almeno come Hulk, e non è mancata qualche sofferta lacrimuccia. Meno male che al Palaskating di Sedico c'erano le mamme e la dose di Comirnaty Pfizer-BioNTech era un terzo di quella riservata ad adolescenti ed adulti. Questi ragazzini tra i 5 e gli 11 anni andranno a scuola più tranquilli e con la ragionevole certezza di essere protetti dal Covid-19. Sorridenti e rassicurate le madri, soprattutto nei 15 minuti di attesa successivi all'iniezione sul braccio. Bisogna vaccinarsi, sottolinea Nadia, la mamma di Alessandro, è un obbligo, un dovere per salvaguardare la società. Io e mio marito abbiamo avuto il Covid e ci è capitato nel periodo di Natale 2020. Abbiamo potuto curarci in casa, ma non è stato certo facile gestire la situazione con i figli. Aspettavamo da giorni questa opportunità dopo che a ottobre si era vaccinata la nostra figlia più grande. Adesso possiamo essere molto più tranquilli.
E a proposito di Covid-19 in provincia di Belluno, il bollettino: un decesso, ieri 134 nuovi positivi. Nuova impennata dei contagi in provincia di Belluno e un morto, un uomo di 71 anni ricoverato in rianimazione Covid. Comparto sicurezza, corsa all'immunizzazione tra le forze dell'ordine per evitare la sospensione. Ancora pochi dipendenti scoperti tra polizia e carabinieri, situazione più complessa tra i vigili del fuoco, partite 20 lettere di sollecito. Sempre per quanto riguarda l'emergenza Covid, notizia di carattere nazionale, la minaccia di Omicron crescerà anche in Italia. Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità e la nuova variante. Il vaccino l'arma migliore, Speranza, Ministro della Salute, restrizioni necessarie. Green Pass all'italiana, il Consiglio europeo impone ai 27 il modello di Roma, il certificato vaccinale non potrà durare oltre i 9 mesi. Queste alcune dichiarazioni. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea: Omicron rischia di diventare la variante dominante già nel gennaio del 2022, per questo bisogna vaccinarsi al più presto. David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo: spesso l'Europa non riesce ad affrontare con la necessaria tempestività le questioni poste dal Covid. Ma dove c'è ancora scarso coordinamento in UE sulla durata del Green Pass, la maggior parte dei paesi non ha seguito la raccomandazione di Bruxelles di ridurre la durata del certificato a 9 mesi decorsi dal momento della vaccinazione. Ora diventerà un obbligo vincolante. Circa la restrizione imposta a chi viaggia, si è creato un gruppo composto da Portogallo, Irlanda, Italia e Grecia che ha deciso di introdurre l'obbligo di test anche per i vaccinati, mentre altri paesi per ora consentono l'accesso con il solo Green Pass. Riguardo ai tempi del booster, tra gli stati dell'Unione Europea restano ancora grandi differenze sull'intervallo di tempo da frapporre tra la seconda e la terza dose. Il Consiglio europeo chiede che ci sia maggiore uniformità nel comportamento dei vari paesi. E ancora l'ultima, rispetto al tasso di vaccinazione, in Europa c'è un forte divario tra le campagne di immunizzazione in corso. In Bulgaria solo il 26,6% dei cittadini è vaccinato con 2 dosi, in Romania il 39,6%, mentre il Portogallo la percentuale sale all'82%. I paesi in ordine sparso: Francia, Parigi ferma i voli con Londra per contrastare Omicron. Germania, dosi ai bambini sotto gli 11 anni, siero obbligatorio al vaglio. Spagna, booster anticipato a chi ha fatto AstraZeneca. E sempre per quanto riguarda l'emergenza Covid, Draghi, il nostro Presidente del Consiglio, difende i test ai confini. Sono troppi i nostri 135.000 morti. I capi di Stato e il governo a Bruxelles ascoltano il Premier senza obiezioni. Passa il metodo della massima cautela, intesa sulla necessità di agire per difendersi da Omicron, con l'inverno che sta colorando di rosso l'intero continente. E dopo questo approfondimento dedicato all'emergenza Covid, il Corriere delle Alpi dà spazio alla manifestazione di ieri dei sindacati CGIL e UIL. Questo è il titolo: CGIL e UIL, la sfida a Draghi, il paese reale è con noi. Landini e Bombardieri: questo è soltanto l'inizio, si cambi su fisco e pensioni, ma è guerra sulle adesioni, l'85% per i sindacati, gli industriali si è fermato al 5%. E appunto ecco una dichiarazione di Maurizio Landini, segretario generale della CGIL: è uno sciopero politico nel senso migliore del termine, non per interessi corporativi ma per cambiare il paese. Presente anche una delegazione dalla provincia di Belluno, 150 bellunesi hanno sfilato in difesa del lavoro. I pullman di CGIL e UIL sono partiti all'alba per raggiungere Milano. Politica nazionale, vertice per il Colle, prima di Capodanno. Salvini chiama i leader, il segretario della Lega è a Palermo per il processo Open Arms. Nei partiti cresce l'attesa per conoscere i piani del Premier. Ed adesso una tragedia che ha colpito Deborah Compagnoni, storica campionessa dello sci italiano. Tradito dalle montagne di casa, muore il fratello della Compagnoni. Jacopo guida alpina travolto da una valanga in Valfurva, il dolore della campionessa olimpica. Tragedia per la famiglia dell'olimpionica Deborah Compagnoni. Il fratello Jacopo, 40 anni, sposato e padre di 2 bambine, è stato travolto e ucciso da una valanga con un fronte di 1 centinaio di metri. Con un amico stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal canale nord del Monte Sobretta a 2850 metri di quota a Valfurva quando è avvenuto il distacco. Politica veneta, pagina 12, riparte il confronto dentro la Lega, conclusi i primi 17 congressi, si diventa socio sostenitore anche con l'iscrizione web, ma ora è tutto bloccato sino al 15 di gennaio.
Dai piatti della tradizione ai luoghi del cuore, 22 ricette, i posti che raccontano il Veneto. Questa è un'iniziativa del Corriere delle Alpi, ma andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a pagina 16. Il caso: residenti in Italia con targhe estere, la Corte europea multe irregolari. I nostri gelatieri si sono visti anche sequestrare il veicolo, ora il legislatore intervenga sulla legge. L'articolo a firma di Alessia Forzin. È in contrasto con il diritto dell'Unione Europea multare e sequestrare l'auto con targa estera di una persona residente in uno Stato membro dell'UE. È una questione che mette un paletto importante, quella presa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla battaglia iniziata diversi anni fa per la libera circolazione di chi ha la residenza in Italia ma trascorre parecchi mesi all'estero per lavoro, ad esempio i gelatieri. La Corte ha infatti definito contraria al diritto dell'Unione la norma nazionale che vieta a chiunque sia residente in uno Stato membro da un periodo superiore a 60 giorni di circolare sul territorio con un veicolo immatricolato in altro Stato membro, quando la norma non tenga conto della temporaneità dell'utilizzo del veicolo sul territorio nazionale. La decisione arriva dopo il ricorso fatto davanti al giudice di pace di Massa Carrara. Lesi i diritti dei cittadini, ora l'Europa potrebbe aprire una procedura di infrazione per l'Italia. Pagina 17 del Corriere delle Alpi, dal Paus e il deflusso ecologico. Ora vanno ridotte le derivazioni. Per lo studioso sicurezza idraulica a rischio, morfologia cambiata, la vegetazione sta esplodendo. Connessioni veloci, avanza la banda ultralarga, conclusi 26 progetti. Vertice fra il ministro D'Incà, Infratel e Padrin per la provincia di Belluno. Ora l'obiettivo è coprire industrie, edifici pubblici, rifugi alpini e gallerie. E adesso il caso che riguarda la storica azienda bellunese fallita l'estate scorsa, Tipografia Piave, TFR rateizzato e 2 lavoratori fanno causa. Gli ex dipendenti hanno fatto un'ingiunzione di pagamento per ottenere il saldo, ci hanno illusi, abbiamo saputo della chiusura solo 2 settimane prima. L'articolo a firma di Alessia Forzin. TFR liquidato a rate in 1 anno e mezzo. La Tipografia Piave, una delle attività dell'Opera Diocesana San Martino Vescovo, ha chiuso la scorsa estate, messa in liquidazione per una situazione debitoria che non era più risolvibile. I lavoratori però non hanno ancora ricevuto il trattamento di fine rapporto, non per intero perché la proprietà ha deciso di erogarlo a rate, ma 2 lavoratori non ci stanno. Sono soldi nostri che ci spettano, racconta Massimo Garzotto e Chiara Belluco, 39 anni di lavoro il primo, 31 la seconda. I 2 si sono rivolti a un avvocato e hanno fatto partire un'ingiunzione di pagamento per ottenere il saldo del TFR. La prima rata è stata versata nei conti correnti dei 2 ex dipendenti a metà settembre e senza che ci avvisassero, precisano, non abbiamo firmato nulla, diversamente accaduto con gli altri lavoratori della Tipografia Piave che avrebbero sottoscritto una scrittura privata accettando le condizioni poste da liquidatore. Garzotto e Belluco a quel punto hanno deciso di affidarsi a un avvocato. Garzotto aveva tentato anche la strada sindacale, aveva fatto alcune proposte alla proprietà per ottenere il TFR in una unica soluzione oppure anche a rate, ma entro settembre 2022 e non gennaio 2023 come previsto dal piano. Mi è stato risposto che non sono disponibili, racconta l'ex dipendente, e che va garantito lo stesso trattamento a tutti i dipendenti. Il piano prevede 5 o 8 rate in base agli importi maturati da liquidare a cadenza quadrimestrale. Ma c'è di più. I lavoratori sono venuti a conoscenza della difficoltà della tipografia solo poche settimane prima della messa in liquidazione, nonostante la decisione di chiudere, affermano, fosse stata presa almeno un paio di anni prima. Ci hanno sempre illusi, poi è arrivata la doccia fredda. In un articolo pubblicato il 1 dicembre del 2019 sul sito chiesabellunofeltre.it infatti si leggeva: nonostante la difficoltà congiuntura economica, la Tipografia Piave continua a proporsi come una risorsa. Pagina 19, sport e sociale, questa è la notizia che ha aperto come foto di copertina l'edizione di oggi del quotidiano bellunese. Campi sintetici, 5 progetti indispensabili per i più piccoli. Presentata una richiesta unitaria, anche il calcio combatte lo spopolamento. Agordo, Alpago, Belluno, Calalzo e Lentiai, ogni area geografica avrà il suo. Pagina 20, a 24 anni cura 200 capre da latte bio, settore redditizio che può crescere tanto. Manuel Chierzi è il principale fornitore di latte busche, i suoi animali arrivano a produrre 700 litri al giorno in primavera. L'articolo a firma di Fabrizio Ruffini. A 24 anni Manuel Chierzi di Sois è il più grande allevatore di capre da latte della provincia, una storia fatta di passione e di innovazione nella tradizione di famiglia. Tutto è partito con una scommessa 4 anni fa, ora Manuel gestisce un'azienda da 200 capre
capre, di cui 180 in mungitura, nutrite con alimenti biologici, numeri che lo rendono il principale fornitore locale di latte e busche. Gli animali stanno nel suo allevamento a Ribano, in estate arrivano a produrre 700 litri di latte al giorno che vengono venduti tutti in giornata. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, un primo piano di Manuel Chierzi, 24 anni, con una delle sue capre, titolare Chierzi di un'azienda a Libano con le sue capre da latte. Complimenti davvero a questo giovane bellunese. Continuiamo con le notizie che troviamo in questa edizione del Corriere delle Alpi. Scorriamo le pagine dedicate a un inserto per arrivare a pagina 21. Feltre, la delibera di giunta, Tari e mense scolastiche, aiuti Covid a 700 famiglie. Gli 85.000 euro finanziati dal governo aiuteranno chi è stato atterrato dal Covid. Licastri, assessore comunale, una parte andrà alle associazioni che hanno dato supporto alimentare. Notizia di spalle, la cassetta all'esterno di Zampiero, lettere a Babbo Natale dai bambini feltrini, appelli e tante richieste. Continuiamo con pagina 23, sempre Feltre, Carenzoni, segnali positivi con Università e Pavone, i corsi di laurea di mediazione linguistica spostati alla scuola Maria Paoletti Gaggia, la Serenissima che ha in gestione ristorante sta organizzando la riapertura. Altre due notizie che riguardano il Feltrino, la prima Cesio Maggiore, tormentava un disabile, altra condanna al prete. Santa Giustina, il caso contenzioso di lavoro, sindacato assente. Ancora da Feltrino, Quero Vas, palestra sempre più cara, il comune accende un mutuo. Zona online, il sindaco di Quero Vas, il materiale schizzato alle stelle, serve $500.000 in più, progetto pronto, quando la somma sarà erogata si procederà alla gara d'appalto. E ancora dal Feltrino, scuola dell'infanzia di Pedavena, regalati 1.000 euro per 2 librerie, consegnato l'assegno degli organizzatori della corsa tra i murales, fondamentale l'apporto del gruppo Caravaggio e della Proloco. Sedico, depuratore di Oselete, realizzate le vasche, ora tocca ai fabbricati. Neve e freddo non hanno fermato il cantiere di Vim GSP, il presidente Attilio Somavilla, è un'opera strategica. Notizie anche da Borgo Valbelluna, domani sera Preistoria in Valbelluna, lo studioso Mondini racconta il passato. Siamo a pagina 26 del Corriere delle Alpi, ospitale di Cadore, frana, la vecchia Alemagna a senso alternato, transito bloccato per tutto il giorno alle porte di Davestra dopo la caduta di materiale, in serata la riapertura parziale. Ed ecco in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il materiale interessato dell'accaduto nella zona appunto di Davestra. Post Vaia è iniziato il ripristino della pista ciclabile Soccer-Soverzen e ancora ecco l'inno sempre piccoli, arcobaleno e corale Limana onorano Giovanni Paolo I. E adesso l'approfondimento del Corriere delle Alpi alla figura di Elio Daurù. Lagordino ha salutato Daurù, protagonista della politica. Il parroco Don Decima e il sindaco di Rocca dei Bernardini hanno ricordato il loro ex insegnante, tanti protagonisti del mondo amministrativo al funerale dell'ex presidente di provincia. Tributo affettuoso nonostante i tanti anni trascorsi dagli incarichi pubblici. Generazioni di alunni lo hanno avuto come professore di educazione tecnica. Longarone, i cuochi tornano sui banchi per conoscere la celiachia. Limana, la formazione sul freddo parte dalla Epta Costan. Con pagina 28 le notizie riferite a Cortina e Cadore. Incominciamo con Cortina, 8 milioni per gli impianti di Socrepes e di Staugnes. La regione ha assegnato i fondi per ammodernare e potenziare l'offerta. L'assessore Veneto Caner punta a trovare altri finanziamenti per il settore. E sempre da Cortina, Cabinovia e Seggiovia, doppia inaugurazione domani a Baita Resch e domenica in Tofana. È arrivato Babbo Natale a Pieve di Cadore. Babbo Natale aiuta nonna con il Covid, l'appello di una bimba commuove Pieve. La piccola di Martellago nel veneziano ha mandato la letterina al parco Roccolo, il sindaco la inviteremo qui. Comelico, Santo Stefano, 100 milioni contro il blocco, tutto il Comelico mobilitato. La seconda canna è considerata l'unica alternativa alla chiusura della galleria. Lunedì l'assemblea sarà in streaming, seguitela da ogni parte del mondo. Il PD sprona all'unità, dividerci su questo sarebbe inutile. Lavoriamo insieme. Calalzo di Cadore, De Menego, sostenibilità, investimenti e crescita convincono Unicredit. Dal Comelico ancora collegamento sciistico, Confindustria va all'attacco degli ambientalisti. Siamo arrivati a pagina 31 con la rubrica Cultura e Società, Passioni, Romano, le 3 stelle dell'arte in trattoria, quando Burano era un cenacolo. Alla Querini una mostra preziosa da una grande collezione, accanto ai dipinti anche il libro d'oro Storia di un'epoca.
Continuiamo con gli spettacoli. Per il Natale in TV il cinema di Micheletto con Puccini e Verdi, Gianni Schicchi e Rigoletto in Rai dopo il festival, e c'è anche un docu sul dietro le quinte con il regista. Rai 1 Sanremo ha scelto i suoi giovani, finisce il sogno di Olì e Littamè, due giovani veneti, il secondo Olì bellunese. E da Belluno, giorno e notte, il cinema del XX secolo, una serata per ricordare i film di Rodolfo Sonego. Domani in Sala Bianchi appuntamento con l'Isbrec, protagonisti Mirko Melanco e il figlio dello sceneggiatore. Stasera invece a Domeggia il giallo dei fratelli Bisaglia rivive a teatro con Annegati di Terra. E invece domani l'Associazione Bellunesi nel Mondo, ovvero noi, organizziamo qui in sede la storia dei Careghete nel libro di Staliviere. Domani la presentazione in Baginà. Storie di Seggiolaia Gordini è il titolo del nuovo libro di Enrico Staliviere, che sarà presentato domani alle 17 nella sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Per maggiori informazioni e per prenotarsi telefonare allo 0437 94 11 60 o mandare una mail a biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it. Passiamo allo sport, calcio Serie D, bei ricordi bellunesi di Bomber Rocco, la tripletta a Feltre, il top della stagione, l'ex gialloblu sulla strada della Dolomiti con il Charlins, noi costruiti per vincere, sarà una bella partita. Curling azzurre K.O. con la Scozia, sfuma il sogno Olimpiadi delle tre atlete cortinesi, delusione per Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto, Stefania Costantini invece ci sarà con il doppio misto. Hockey, il Final Four tricolori, Afro sfida all'Asiago nella semifinale, loro molto forti ma possiamo farcela. Biathlon, Coppa del Mondo, un 20° posto per la Vitozzi nella 7,5 km sprint. Ancora calcio, Salerno sfida l'Inter e il Tempo, i club di Serie A no all'esclusione. Coppa Italia, la Sampdoria elimina il Toro, Spezia fuori tra le polemiche. Il sorteggio Nation League, Italia nel girone con Germania e Inghilterra. E concludiamo questa edizione di Edicola Belluno con la lettura delle previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo sereno in quota, al più poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse in pianura e nelle valli, ove specie nelle ore più fredde insisteranno varie foschie e alcune nebbie. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellun. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.